richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Bentrovati amici ascoltatori, oggi parliamo del ruolo importante dell'acqua. Si dice che siamo ciò che mangiamo, ma si potrebbe aggiungere anche che siamo ciò che beviamo. L'acqua, infatti, interviene in tutti i processi metabolici cellulari e anche quelli extracellulari ed è indispensabile non solo per la vita, ma anche semplicemente per mantenere uno stato accettabile di benessere. I concetti di drenaggio e depurazione, tra le principali funzioni svolte dal prezioso liquido, non derivano certo da credenze popolari, ma si basano su precisi fondamenti scientifici. Le condizioni ambientali interne ed esterne in cui l'uomo vive oggi influenzano profondamente il livello di idratazione. Ambienti climatizzati e secchi, oppure inquinamento da polveri sottili, stress psichico, ancora errate usanze nell'abbigliamento, sono alcuni dei fattori che provocano un alterato equilibrio idrico nel nostro organismo che necessita, anche quando lo stimolo della sete non compare, di un continuo apporto di acqua. Quindi garantire il giusto grado di idratazione dell'organismo è il miglior metodo naturale per contrastare i danni causati dall'ambiente esterno o da errati stili di vita. Vino rosso, latte, tè verde e soprattutto l'acqua. La regola del 2 in fatto di bevande potrebbe essere una base di una buona dieta anticancro, antigrasso e antietà. Insomma, 2 bicchieri di vino rosso, 2 bicchieri di latte, 2 tazze di tè verde sono l'ideale, ma soprattutto quello che è più importante è l'acqua. Questo vale sia per i bambini e specialmente per anziani che non devono assolutamente farne a meno, perché l'acqua è una sostanza tanto comune quanto particolare. L'acqua svolge una serie di ruoli davvero essenziali. Facilita i processi vitali delle cellule, depura il sangue dalle tossine e pulisce i reni. Facilita anche i meccanismi che sono alla base della digestione, dell'assorbimento e del trasporto delle sostanze nutritive. Protegge inoltre le giunture e anche gli organi interni, lubrifica tessuti quali quelli degli occhi e dei polmoni, consente, mediante la sudorazione, di mantenere costante la temperatura corporea, non fa ingrassare, non apporta calorie e pertanto può essere bevuta liberalmente. L'acqua, insomma, è un elemento di vitale importanza, specie se si considera che il corpo di un bambino è composto da liquidi per l'80%, mentre quello di un adulto lo è per il 60% e negli anziani la percentuale scende ulteriormente fino al 45%. Ma attenzione, per poter svolgere correttamente le proprie funzioni e mantenere sano l'organismo, tutta quest'acqua deve venire costantemente rinnovata. Infatti i liquidi persi attraverso magari la sudorazione, l'urina e le diverse funzioni organiche devono essere sempre reintegrati. Ecco perché bisogna bere frequentemente senza aspettare di avere sete. Io a volte consiglio proprio non tanto acqua tutto in una volta, ma a piccoli sorsi. In linea generale i nutrizionisti consigliano di bere 1 litro e mezzo di acqua al giorno, anche se le quantità di introdurre dipende sempre da diversi fattori, innanzitutto lo stile di vita, l'età, il clima e la dieta
Gli alimenti contengono infatti acqua sia pure in percentuali diversi, ma diciamo che 2 litri mediamente vanno bene, ma specialmente per i ragazzi giovani, quelli che fanno tanto sport. Per gli anziani magari si spegne oltretutto il centro cerebrale della sete, quindi non si sentono portati a bere nonostante la disidratazione. Devono abituarsi ad assumere acqua anche se non ne percepiscono l'immediatezza. Il loro organismo ne ha dunque sempre bisogno, però, ripeto, sempre a piccoli sorsi. Poi può andare avanti fin quando uno riesce comunque a contenerli. Nell'anziano si verifica infatti un naturale processo di disidratazione generale e tessutale, riconducibili non tanto a una riduzione del volume totale di acqua, quanto piuttosto ad una alterazione e funzionale dei meccanismi che regolano l'equilibrio tra acqua e sali e gli scambi tra le cellule e l'ambiente extracellulare. Una scarsa idratazione comporta inoltre un abbassamento della performance fisica. Gli studi in merito hanno dimostrato che già una disidratazione dell'1% in rapporto al peso corporeo significa un abbassamento di tono muscolare addirittura del 10-20%. Ma ci chiediamo quale e quanta acqua dobbiamo bere. Possiamo aprire semplicemente il rubinetto e bere a volontà o è preferibilmente orientarsi verso le acque minerali? L'acqua che sgorga direttamente nelle nostre case in effetti andrebbe esaminata al rubinetto per sapere se è ideale per l'organismo, soprattutto se viviamo in una zona industrializzata o caratterizzata da un'intensa attività agricola, dove sicuramente le falde acquifere non sono pure a causa appunto dei fertilizzanti e dei composti chimici impiegati nella coltivazione. In questi casi l'acqua potabile, per essere poi tale, deve essere disinfettata di solito con il cloro e sottoposta a vari trattamenti al fine di eliminare gli inquinanti presenti. Infatti noi quando poi utilizziamo l'acqua per appunto gli alimenti, di solito la facciamo bollire. Quindi nel dubbio si può acquistare l'acqua minerale che per legge deve essere batteriologicamente pura e imbottigliata così come sgorga dalla fonte, senza aver subito alcun tipo di trattamento. Le acque minerali sono un farmaco, non a caso le regole di rispettare fanno a capo del Ministro della Sanità e basta leggere l'etichetta per conoscere il contenuto e in base alla quantità di minerali presenti o di oligoelementi, il famoso residuo fisso, queste vengono considerate più o meno mineralizzate. Tenendo presente tale valore si può ottenere una prima valida indicazione per scegliere l'acqua più adatta al proprio organismo a secondo dell'età e dell'attività fisica. Per chi fa sport, per esempio, oppure durante l'estate, quando si suda di più, è raccomandata l'acqua mediamente o fortemente mineralizzata, che aiuti insomma a reintegrare i sali persi attraverso la sudorazione. Infine, un altro esempio, per esempio l'acqua bicarbonata, cioè ricca di bicarbonato di calcio o di magnesio, per esempio, se bevuta durante i pasti, favorisce la digestione. Una ricca di calcio è indicata per la crescita dei bambini, per le donne in gravidanza e nella terza età, e per prevenire l'osteoporosi che causa la decalcificazione ossea, e le acque solfate invece aiutano a combattere la stitichezza. Proprio grazie a queste miscele di minerali e oligoelementi e alla prevalenza di un alimento rispetto all'altro, l'acqua, oltre a giocare il suo ruolo di bevanda, può essere usata per vere e proprie finalità terapeutiche. Grazie per essere rimasti in nostra compagnia. L'appuntamento è per la settimana prossima, dove andremo ancora di più ad approfondire il discorso della dieta mediterranea. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici@gmail.com.
Avete ascoltato? Lo sapevate che... Omar dropped it. Amici ascoltatori, bentrovati. Oggi parleremo di un fenomeno che è molto molto diffuso tra i giovani. Quindi se siete genitori di adolescenti, prestate molta attenzione, perché il termine sexting è uno dei principali motivi per cui bisogna porre molta attenzione e soprattutto molta educazione in questo ambito. Ed è anche la base del cyberbullismo. Ma cosa si intende per sexting? Innanzitutto il termine è la fusione di due termini, sex e ting, ovvero sarebbero praticamente invio di immagini, audio e fotografie di contenuti sessualmente espliciti. Quindi sono l'invio di magari, non so, messaggi intimi, magari di fotografie anche tramite chat. E purtroppo un'indagine rivela che oltre, pensate bene, il 50% dei giovani compresi tra i 13 e i 19 anni ha inviato almeno una volta dei contenuti espliciti, e naturalmente i contenuti sono quello del revenge porn e il cyberbullismo. Cosa succede? Praticamente è una fase molto difficile questa età, in quanto naturalmente siamo all'interno nella piena fase della pubertà. È un attimo magari che tra i primi amori si scambiano questi contenuti. Il problema è che questi contenuti, se finiscono in mani sbagliate, la vittima può entrare all'interno di un vero e proprio cyberbullismo, ovvero vanno a condividere queste fotografie con magari la classe, con magari altre persone. E può succedere anche di peggio, può succedere che le vittime vengono anche ricattate a fornire nuovo materiale o magari fare altre cose, altrimenti minacciano magari di mandare in giro nuovamente la fotografia, con magari anche possono esserci anche dei ricatti dal punto di vista anche economico. Quindi questo è, a mio avviso, un fattore che è opportuno parlarne subito con i propri figli, perché la crescita è importante, la crescita delle prime esperienze l'abbiamo vissuta tutti, però ricordiamoci che internet è uno strumento molto, molto pericoloso, perché l'industria della pornografia, della pedopornografia e soprattutto, più che l'industria, scusate, i fenomeni anche del cyberbullismo, soprattutto quello ricattatorio, sono all'ordine del giorno e contrastarli è veramente difficile. Quindi se dovesse succedere una cosa del genere, la cosa principale è quella di non entrare in panico, non andare assolutamente ad autoabbattersi, ma confidarsi naturalmente, parlo ai più giovani, magari qualora fossero stati coinvolti, confidarsi con i propri genitori e recarsi immediatamente alla polizia postale per denunciare quello che è l'accaduto, perché purtroppo internet è una grossa piaga, ma non è una grossa piaga, vedete, come l'abbiamo detto molte volte, il discorso di internet, il discorso di condivisione, la piaga è il contenuto della condivisione, perché siamo in un'era in cui abbiamo dei ragazzi fragili e dei leoni da tastiera dall'altra parte. Quindi questo può provocare realmente a grossi problemi. Quindi mi raccomando, non cadete assolutamente in nessuna trappola, in nessun gioco erotico con fidanzati di qualsiasi età e di qualsiasi sesso. Non fidatevi mai, perché è sempre un contenuto che hanno in mano persone esterne alla vostra persona che possono ricattarvi in qualsiasi modo, anche perché oggi non sappiamo poi questo materiale dove va a finire,
perché magari è la persona più brava del mondo, però poi magari la vuol condividere con un amico, poi però vuol farla vedere all'amico dell'amico che per favore glielo manda, e poi è veramente un danno incredibile, perché in tutto questo quello che naturalmente il carnefice non si rende conto o magari non gli interessa è che la vittima viene offesa moralmente e soprattutto intimamente, perché mandare una fotografia intima è qualcosa di molto molto pericoloso e soprattutto dannoso. Quindi state sempre attenti, dubitate da chat, dubitate da qualsiasi altra persone. Qualsiasi persona vi chiede materiale intimo, rifiutatevi categoricamente. Se siete minorenni o magari anche se siete maggiorenni e avete un buon rapporto con i vostri genitori, parlatene sempre, perché credetemi, è qualcosa di veramente dannoso, soprattutto perché poi uscirne, non tanto dal punto di vista della polizia postale, ma uscirne per vergogna vi risulta difficile, se ne esce comunque, perché a ogni rimedio c'è sempre una soluzione. Ma mi raccomando, al posto di buttarvi giù, prevenite sempre le cose. Dite di no, dite che non siete interessati. Non importa se questa persona, che però naturalmente vi ricatterà, potrebbe dirvi: se non mi mandi questo, vado in giro a dire che sei così, 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 oppure sporco la tua immagine. Non importa, sono solo parole e non hanno in mano nulla. Qualora avessero in mano nulla, mi raccomando, recatevi subito nella polizia postale, perché naturalmente siamo umani, possiamo sbagliare, ma sappiate che questo è uno dei lati più pericolosi del web e soprattutto dall'altra parte ci sono persone che, come le truffe che conosciamo oggi e che abbiamo parlato anche delle truffe romantiche 15 giorni fa, non hanno il benché minimo interesse e rimorso. Queste persone sono persone cattive che hanno dei loro interessi loschi. Mi raccomando, prestate sempre attenzione e non diffondete assolutamente nessun tipo di materiale intimo. E in caso l'avete fatto, lo ripeto, affidatevi subito alla polizia postale. Grazie per essere stati in mia compagnia. Alla settimana prossima. Omar dropped it.